Giovedì 9 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano che riguarda la provincia di Belluno è la seguente: l'edilizia recluta all'estero. L'iniziativa dei costruttori di Belluno per importare almeno 60 operai specializzati. Il presidente De Chan: daremo loro alloggio e lavoro, corsi di formazione in Tunisia e Argentina per reperire la manodopera che manca in provincia. I nuovi operai edili arriveranno dalla Tunisia e dall'Argentina, li formeremo nei paesi d'origine, anticipa Paolo De Chan, presidente dell'Associazione dei Costruttori ANCE, e una volta in provincia li attrezzeremo di casa oltre che di lavoro. Abbiamo dato incarico ad Umana di organizzare dei corsi professionali in Tunisia, fa sapere De Chan, mentre per quanto riguarda l'Argentina i bellunesi nel mondo ci hanno messo in contatto con le organizzazioni locali per una formazione specifica in quelle terre. L'approfondimento di Dalmas a pagina 17. Notizia dal Veneto, secondo caso, il mio corpo è una prigione, suicidio assistito, muore a 72 anni. Donna di 72 anni nel Trevigiano ha scelto di morire con il suicidio assistito, era malata di sclerosi multipla. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 9. E sempre dal Veneto, Cecchettin, Val di Tara, accordo per le scuole nel nome di Giulia. L'approfondimento lo troveremo a pagina 5. Nelle cronache, notizie e richiami riferiti al territorio bellunese, sanità, nuovi codici per gli esami medici di base nel caos. Tornano i medici di base, situazione inaccettabile, facile sbagliare. L'approfondimento di Dallanese a pagina 16. Feltre, bici elettriche in fiamme, tutta colpa delle batterie. L'approfondimento di Curto a pagina 22. Il precedente di Torino 2006, entusiasmo olimpico solo nei paesi sedi di gare. L'approfondimento di Michielli a pagina 18. E a proposito delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 394 giorni. Per lo sport, biathlon, obiettivo Olimpiadi 2026, Vitozzi stop, salterà la stagione. E la foto di copertina riguarda una notizia di carattere nazionale. Cecilia è a casa, l'annuncio del governo sulla liberazione della reporter e il volo da Teheran a Roma. A Ciampino le parole più attese sono tornate. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo appunto l'abbraccio fra Cecilia Sala, appena scesa dall'aereo che l'ha riportata in Italia, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Altro richiamo per la provincia di Belluno, un passo dal cielo, ritorna la fiction, da stasera su Rai 1, la serie ambientata all'ombra delle Dolomiti bellunesi. Questi richiami riferiti alla provincia di Belluno e al Veneto che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia principale riguarda il mondo delle auto. Giù le auto elettriche, aumentano quelle ibride. I dati sulle immatricolazioni: la Panda, modello più venduto in un mercato in grave crisi. La Panda è l'auto preferita dei bellunesi. Nell'anno che si è appena concluso ne sono state immatricolate quasi 2 al giorno. Al secondo posto la Jeep Avenger, ma quello che non piace ai bellunesi è l'elettrico. In provincia non decolla, tanto che nel 2024 sono solo 98 le vetture elettriche immatricolate, un calo del 21% rispetto all'anno precedente. È il dato più alto in Veneto, dove in diverse province come Treviso e Padova invece è in aumento. Il quadro emerge dai dati elaborati da UNRAI, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, e diffusi ieri da Confcommercio. Nel bellunese è in crescita invece del 9% l'ibrida, 2193 i veicoli nei 12 mesi appena trascorsi, ma il plug-in invece segna il calo più alto, meno 25%. Il bilancio sul mercato dell'auto vede poi Belluno fanalino di coda in Veneto anche per le immatricolazioni totali. L'approfondimento di Bonetti a pagina 3. Guida senza cintura, sanzione esemplare. Il conducente aveva meno di 20 punti, patente ritirata per una settimana. Autostrada troppo cara, windsurf a rischio sul lago, notizia in questo caso che ci porta in Alpago. L'approfondimento di Marsiglia lo troveremo a pagina 10. Feltre, decine di milioni per l'antisismica dell'ospedale Santa Maria del Prato. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. E la foto di copertina invece è dedicata in questo caso a un'intervista fatta dalla nostra web radio, Radio ABM, la storia, responsabilità internazionali nell'aviazione civile, Anna da Belluno a Montreal per governare gli aeroporti. La passione per il diritto spaziale l'ha portata a fare carriera nell'aviazione civile, anche se questo ha comportato lasciare il nido Belluno per stabilirsi in Canada. La storia è quella di Anna Tormen, che sa
sabato sarà intervistata su Radio ABM, l'approfondimento a pagina 7. Belluno, rebus umido, il futuro del Maserotti in sospeso, l'approfondimento di Bonetti a pagina 2. E sempre dal capoluogo, servizio Trillo, adesso basta chiamare un'ora prima, l'approfondimento di Federica Fant a pagina 2. Per quanto riguarda lo sport, Compagnoni e De Silvestro che incontro a Santa Caterina, l'approfondimento di Dibona a pagina 13. Il Bob e il Cadore sono in lutto per Italo De Lorenzo, campione dell'epoca di Eugenio Monti, l'approfondimento di Dibona a pagina 11. E ancora dallo sport, pallavolo, una battaglia di 2 ore lancia Belluno in semifinale. Quarto di finale di Coppa Italia di Serie A3, molto combattuto ieri sera a Lambioi, ma alla fine Acquiterme deve arrendersi, finisce 3-1. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, rebus umido, gara ferma da un mese. La scadenza per le offerte sul servizio di rifiuto organico era il 9 dicembre, ha partecipato anche la Dolomiti Ambiente. Intanto Palazzo Piloni ha pubblicato l'avviso di vendita della partecipata del Maserotti, il prezzo è di 2,3 milioni di euro. Trasporto locale, Trillo accorcia ancora i tempi e basta chiamare un'ora prima e a Tassei arriva lo scuolabus. Dolomiti Bus, con questa novità il servizio si conferma una soluzione di mobilità preziosa per chi lavora. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, il mercato dell'auto, flop elettrico ai bellunesi non piace. Lo rivelano i dati di un RAI sulle immatricolazioni di veicoli, la provincia dolomitica è quella che segna il calo più alto, solo 98 i mezzi green registrati nel 2024, erano 123 nel 2023, volano invece in territori come Treviso e Padova in crescita. Troverete anche una tabella in cui avrete modo di analizzare tutti i mezzi con le caratteristiche specifiche che i bellunesi hanno acquistato nell'arco del 2024 con un confronto a livello regionale. Top 10 dei modelli più venduti nel 2024, Fiat Panda al primo posto, seguita da Jeep Avenger, Dacia Sandero, Dacia Duster, Citroën C3, Suzuki Vitara, Toyota Yaris Cross, Lancia Y, Suzuki Swift e infine Peugeot 208. L'intervista, grosso errore imporre la transizione per il 2035, c'è anche idrogeno e altro. Gaetano De Bona di De Bona Motors, piace l'ibrido, ma sul resto servono sempre gli incentivi. Siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno, senza cintura, lì sospendono la patente, la polizia locale infligge le prime sanzioni applicando le nuove norme del codice della strada scattate a dicembre, l'automobilista aveva meno di 20 punti, fermato per 7 giorni, multato un giovane senza casco in monopattino elettrico. Il comandante, queste misure parte di un impegno più ampio per promuovere la sicurezza. Notizie di spalle, nomine Fratelli d'Italia, Maracchi guiderà i pensionati e continuiamo con pagina 7, la notizia che ha aperto come foto di copertina che interessa anche la nostra web radio, dal diritto spaziale a manager degli aeroporti, Anna Tormen dalla provincia alla Cosmopolita Montreal dove lavora nell'agenzia che si interfaccia con i governi. Quando sono partita non avevo alcun contatto in Canada ma ero pronta per la sfida, sono entusiasta del mio lavoro. La passione per il diritto spaziale si è trasformato in una carriera internazionale nell'aviazione civile. È la storia di un'eccellenza bellunese che lavora all'estero, precisamente in Canada. Lei è Anna Turmen, originaria di Limana, cresciuta a Belluno, che sabato sarà ospitata a Radio ABM, la web radio appunto della nostra associazione che racconta il meglio dell'emigrazione dolomitica. L'appuntamento con la sua storia è per sabato 11 alle 20:30. L'intervista trasmessa in streaming racconta il suo straordinario percorso lavorativo costellato di intraprendenza e curiosità. Ai giovani dico di non avere paura di cambiare strada, ogni esperienza, anche se sbagliata, vi arricchisce. Una pagina dedicata all'emigrazione, altro richiamo a firma di Federica Fanta, la Filarmonica sull'onda dell'emigrazione. L'appuntamento si è già svolto domenica 5 gennaio al Teatro Comunale Buzzati. Politica del capoluogo, contributi ad associazioni foreste, ma per i residenti le tasse salgono, criteri di assegnazione e valore comune, interroga la Giunta. Da Belluno a Feltre, restauro milionario del Dalla Palma, a breve al via la gara d'appalto per l'adeguamento antisismico del padiglione principale dell'ospedale, investimento da 37 milioni di euro per l'intera struttura, 2,5 dei quali per la piastra endoscopica e altri 2,7 per la terapia intensiva. Sterilizzazione chimica per ridurre i colombi, altra notizia da Feltre, la scelta non cruenta decisa dalla Giunta permettendo una maggiore pulizia della città. Rimaniamo nel Feltrino, si rende il Grappa, il 2024 è stato un anno di successi per il sindaco Dario Scopel, la nuova piazza di Rasai e il ponte sul torrente Avien sono stati progetti basilari, nei prossimi mesi l'amministrazione sta pianificando lavori legati alla mensa scolastica e all'ex plesso di Porcen.
San Gregorio nelle Alpi il comune è diventato più povero, il grazie del consiglio a Faustini. A Giovanni Faustini, che ha svolto con professionalità e passione il proprio lavoro, con stima e gratitudine, questo è il messaggio di ringraziamento che Nicola Viecili, il sindaco di San Gregorio nelle Alpi, a nome dell'intero consiglio comunale e di tutta la comunità, ha rivolto a Giovanni Faustini nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Faustini ha infatti svolto per tanti anni il ruolo di operaio per il comune della Destra Piave con dedizione ed attenzione. Siamo in Alpago, sconti ai surfisti, pronto a incontrarli. La categoria minaccia di disertare il lago dopo l'aumento dei costi in A27 e chiede di compensare con riduzioni sui parchi. Il sindaco Peterle: discutiamone, ma non posso privilegiare solo loro, temo invece per l'aumento del traffico sul Fadalto. Borgo Valbelluna, Ceramica Dolomite, giovedì 16 a Roma, i sindacati servono risposte concrete. E spostiamoci invece adesso in alta quota, fondo alpino, sci con il vento in coppa, doppio appuntamento tra Cortina e Falcade dal 17 al 19, in Ampezzo competizione ridata, in Val Biois quella europea. Tecnici addetti impegnati nelle ultime rifiniture in pista, soddisfazione di Fulvio Scola, qui il tifo dà una marcia in più. Cortina, addio Italo De Lorenzo, aveva 86 anni, Bob in lutto. E ancora a San Pietro il Rotary a Kiev dona gruppi elettrogeni a padre Carol. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentrandoci all'interno delle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16, nuovi codici delle prestazioni e il caos, i medici di base, situazione inaccettabile. Aumentano i tempi per scrivere una ricetta, non si può lavorare così, a rischio anche le esenzioni di pazienti fragili. Per sottoporsi alla colonscopia si dovranno pagare ben 2 ticket. L'articolo è a firma di Paola Dallanese. E sempre in merito alla sanità, emergenza sul territorio, oltre 5 milioni di euro alle 12 croci di volontari. Ospedale Luca Bonariol dirigerà la chirurgia di Belluno. Siamo a pagina 17 e questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, il mondo dell'edilizia, gli edili in Tunisia e Argentina. De Chan, formeremo gli operai. Servono almeno 60 lavoratori specializzati, corsi in loco, poi li accoglieremo fornendo loro la casa. L'articolo a firma di Francesco Dalmasse. I nuovi operai edili arriveranno dalla Tunisia e dall'Argentina, li formeremo direttamente nei paesi d'origine, anticipa Paolo De Chan, presidente dell'Associazione dei Costruttori ANCE, e una volta in provincia li attrezzeremo di casa oltre che di lavoro. Il settore delle costruzioni nel Bellunese è ancora in pieno vigore perché, conclusi una parte consistente dei cantieri post-vaia, 1500 in provincia sono attivi e lo saranno per un anno quelli del PNRR. È vero che vanno scemando in edilizia le ristrutturazioni col super bonus, ma ci sono le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Polizia Municipale Belluno, multato sul monopattino senza cinture, la patente viene sospesa. E continuiamo con pagina 18, Cortina, l'esperienza di Torino è entusiasmo olimpico ma solo nei comuni che ospitarono le gare. Franco Capra fu rappresentante dei paesi delle Unioni Montane, coinvolte esclusivamente le aree per competizioni e allenamenti. L'intervista a firma di Alessandro Michielli. Grande difficoltà a raccogliere sponsor e coinvolgere la gente, ci fu slancio da chi toccava con mano l'evento. E ancora altra dichiarazione che troverete in questa intervista di Michielli a Franco Capra: in montagna benefici dai nuovi impianti di innevamento oltre a quelli di risalita, bob e trampolino, un vero fallimento. Siamo a pagina 19, Pian del Monte, un pulmino per portare i bimbi a scuola. Il servizio è stato garantito dal Comitato d'Intesa e dai suoi volontari, esulta il PD, adottata la nostra proposta, anche le minoranze sono importanti. Caso Mensa, Olivotto attacca, la giunta non sa cosa fare, il capogruppo di minoranza interviene sulla scuola Quartier Cadore, non si capisce se la vicenda fosse nota da mesi o da poco tempo. E continuiamo con pagina 20, un pilastro della ristorazione bellunese. Da Osteria Locanda Stellata e San Lorenzo in un libro, Sandra e Renzo D'Alfara hanno voluto ricordare i 20 anni della morte del fratello Osvaldo. Grazie alla sua calma tra i fornelli, nel 1997 arrivò a Pos dal Pago il riconoscimento Michelin. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a pagina 21. Addio Don Alberto Trevisan, fu direttore dell'Agosti, nato a Domegge nel 1934, aveva seguito molti istituti salesiani in giro per il Triveneto. Il funerale si svolgerà oggi alle 16 a Pordenone, le sue ceneri saranno tumulate in Cadore. Don Maschio, persona brillante di grande cultura, cambiò il modo di impostazione degli oratori.
Siamo a pagina 22, Feltre, ieri mattina in viale Farra, autocombustione delle batterie elettriche distrutte 4 bici, mezzi ridotti in cenere, liquefatta una casetta in PVC, l'incendio ha causato danni anche al negozio Big Mat, esclusi i collegamenti con la rete perché i mezzi non erano in carica. E ancora da Feltre, rubò in farmacia per il cane, condannata a 9 mesi, fatto di cronaca giudiziaria. Siamo sempre a Feltre con pagina 23, mangime anticoncezionale per diminuire i piccioni. Il comune acquista un farmaco veterinario contro le colonie in centro storico. Il guano sta causando degrado ed è un pericolo a livello sanitario. La vicenda si trascina da diversi mesi ed è approdata in consiglio comunale. Oggi a Feltre, scuola aperta alla Rocca per scoprire le attività di sostegno allo studio. Ancora da Feltre, Galleria Ex Romita, inquadrato nei video il gruppetto di giovani che sfascia la vetrata. Pagina 25, 7 ville, Basso Feltrino, acquedotto e fogne con tubature nuove, lavori importanti per la rete di Quero. Comune e ATS collaborano sul progetto da 1,5 milioni di euro. Il sindaco Zanolla e il sistema idrico era vecchio, giusto intervenire. Pedavena, frane, asfaltature e tombotti dell'elenco dei lavori del 2025. Santa Giustina, mense scolastiche per 2 anni alla VIPA. Passiamo a Limana con pagina 26, impianto per inerti lungo il Piave, gli enti cercano una soluzione, tavolo per regolarizzare le costruzioni, ipotizzato il ricorso alla legge Orsini, il TAR ordina una relazione. Limana, De Zanette e Segat critici sul bilancio e sul DUP, estrema delusione. Sedico, pecore e agnelli in un prato lasciati soli da alcuni giorni. Un cittadino ha segnalato la situazione a comune, polizia locale e servizi veterinari. Un piccolo ovino è già morto, qualcuno faccia qualcosa. E Borgo Valbelluna, consulte frazionali, elezioni a primavera. Siamo a pagina 27, gira il mondo ma poi ritorna, ora lavora con yoga e natura. Gianna De Bona di Longarone ha vissuto esperienze professionali tra Tenerife e il Canada. Ho fatto il percorso inverso a tanti coetanei per contribuire a valorizzare il mio territorio. In Costa Rica ho ottenuto la certificazione per insegnare, faccio lezioni ma anche camminate coinvolgendo utenti anche da fuori. Vediamo in questo scatto Gianna De Bona, insegnante di yoga rientrata a Longarone. Tambre, 18enni e neodiplomati festeggiati con la piccola Anita. Longarone, nucleo carabinieri del parco, sabato si inaugura la sede. Livi nel lungo del Col di Lana, proteste sull'alcol test e parapiglia, turista in tribunale per resistenza. L'uomo era in vacanza con la compagna, l'auto uscita di strada aveva urtato dei mezzi parcheggiati. Non guidavo io ma ho soffiato ben 6 volte, volevo dire che il malfunzionamento finisse a verbale. Ero disponibile a fare il prelievo e non ho toccato i verbali dei militari. Selva di Cadore, ischemia, rifugio Belvedere, donna salvata da polizia e 118. Cencenighe, serata di teatro con acto per prevenire i tumori. L'appuntamento è per sabato alle 20:30. Continuiamo con Cortina, Coppa del Mondo, partiti i lavori in pista, sicurezza e sanità, gli osservatori speciali. Gli occhi del CIO saranno focalizzati sulle 2 macro aree, i nostri tecnici al lavoro per garantire il bene delle atlete. Credito cooperativo, Cortina Banca cambia, il Trevigiano Bernardi succede a Lacedelli. Polizia locale, sempre di Cortina, nuova sede per i vigili dalla stazione al centro. Siamo in Alto Comelico con pagina 30 del Corriere delle Alpi, 3 anni di lavoro per 1000 studenti, nasce il sentiero ad anello tra 6 paesi, scuole outdoor in rete e i comuni della vallata lanciano l'itinerario turistico realizzato dai ragazzi. Diventeremo un centro di riferimento per l'educazione attraverso il servizio alla comunità. Valle di Cadore, presepi in famiglia, premiati i lavori realizzati dai bambini. Pieve di Cadore, avvocato multato a TAI, ricorso in Cassazione. Passiamo alla rubrica Giorno e Notte, pagina 31, l'evento Filarmonica, il vivaio suona per la pace, una banda di fiati per diventare grandi. Domani l'esibizione nella chiesa di San Giovanni Bosco, il direttore De Pasquale, andiamo incontro all'altro a braccia aperte. Borgo Valbelluna, le linee e i colori di Alice, Floating Fats in mostra, sabato alle 18 l'inaugurazione della rassegna nella sede di Civicamente, spazio anche alla musica con Candida Capraro. Sabato a Pieve di Cadore sul filo dell'acqua, Comedianti in scena alla magnifica comunità. E a Seren del Grappa invece c'è Ladro di razza, sabato nel teatro di Rasai. Dalla rubrica Cultura e Società, Amori e paesaggi, emozioni venete, un passo dal cielo, torna su Rai 1 la fiction ambientata a San Vito di Cadore, fra i protagonisti Francesca Masini, trevigiana, e Alvise Marascalchi, bellunese.
Continuiamo con lo sport bellunese, bella notizia che riguarda Belluno Volley, Serie A3, Belluno ci mette un po' a prendere le misure e poi stende l'acqui e vola in semifinale. Primi 3 set molto equilibrati, mentre nel quarto parziale il terzetto Lolisci, Mian e Basso trascina i compagni. Calcio di eccellenza dei Battista sfortunati con la capolista, il Borgo deve salvarsi il prima possibile. E ancora snowboard, dal Masso, obiettivo andare forte, la stagione poteva essere migliore. Sci alpino paralimpico del Silvestro 2 volte quinto sulle nevi di Santa Caterina. Biathlon Vitozzi stop, non sono al top, mi fermo, troppo importante Milano Cortina, la Sappadina salterà tutta la stagione, il CT tornerà come sa. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, parzialmente nuvoloso per tratti di nubi medio-alte, specie nella seconda parte della giornata. Al primo mattino saranno possibili banchi di nebbia in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.